Sicuramente la regione Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di foreste, perché la superficie forestale oggi occupa un terzo della regione e negli ultimi 50 anni questa superficie è praticamente duplicata. Essa è principalmente concentrata nei territori montani e in particolar modo la Carnia e il comune di Ampezzo sono tra le parti di territorio più ricchi di superfici forestali e anche di elevato valore sia da un punto di vista produttivo, quindi in termini di volumi legnosi in bosco e di utilizzazioni forestali realizzate e potenziali, ma anche da un punto di vista del valore paesaggistico, del valore turistico e del valore naturalistico di queste foreste che nel corso dei secoli sono stati gestiti in maniera oculata, prima dalla Repubblica di Venezia, poi dal governo austriaco e infine dallo Stato italiano, che fanno sì appunto che questi boschi rappresentino uno degli elementi migliori nel panorama forestale regionale.